ecologica del 2025 a Treviso, centro storico off limits anche per gli autobus. Il professor Fassetta: servono delle navette per gli anziani. Il vice sindaco Manera: valuteremo dei collegamenti. Si schianta contro il casello della Pedemontana Veneta a Spresiano. L'automobilista è rimasto incastrato, trasportato in ospedale. A Volpago ferito un 23enne uscito di strada con la sua auto. Cestini dei rifiuti bruciati, specchi stradali tolti, tabelloni elettorali divelti, vandali in azione la notte di Halloween da Roncade a Morgano. Al cimitero di San Lazzaro di Treviso, celebrazioni per il giorno dei defunti alla presenza del ministro Nordio. Davanti al monumento ai caduti della seconda guerra mondiale, una preghiera per la pace. Stretta contro il tifo violento, Daspo anche per la provocazione. Il questore di Treviso: uno strumento in più, tolleranza zero. Una ventina di trevigiani volati oltreoceano per correre la maratona di New York, tra loro anche un emozionato sindaco di Treviso. Si realizza un sogno, dice, alla partenza. Da domani il TG del Veneto di Antenna 3 parte 5 minuti prima, alle 18:25 anziché alle 18:30, più spazio per l'informazione dalla nostra regione. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre dunque con quella che è stata la penultima domenica ecologica a Treviso. L'ultima sarà il 26 dicembre secondo il calendario stabilito da Cassugana, ma in questa giornata centro storico off limits non solo per le auto ma anche per i mezzi pubblici. Così arriva la denuncia di un cittadino che dice: così si penalizzano gli anziani che non possono accedere al cuore della città. Servirebbero delle navette di collegamento, proposta che viene valutata dal vice sindaco Manera. Non è possibile pensare che un cittadino non possa raggiungere con un mezzo pubblico il centro della città. Ex docente dell'Istituto Riccati, per anni presidente della sezione trevigiana di Italia Nostra, ma il professor Fassetta in questa occasione parla da semplice cittadino che, come ogni domenica mattina, ha pensato di raggiungere il centro di Treviso in autobus per acquistare il giornale. Ha così preso il mezzo pubblico vicino alla sua abitazione con l'intenzione di scendere in Piazza Duomo, ma è stato costretto a rivedere il suo programma, visto che in questa penultima domenica ecologica del 2025 anche per i bus l'area interna delle mura è interdetta. Mi sono fermato quando l'autobus ha fatto tutto il giro della circonvallazione e sono arrivato a Porta Santi 40 e allora ho detto: a questo punto qua, se resto ancora fermo, la prossima fermata è quella di casa, torno a casa. A quel punto il professore ha raggiunto il centro a piedi. Ci sono persone che non sono in grado di camminare. Io posso camminare, ho camminato, ma altre persone che non possono farlo, come vanno in centro? Fassetta pensa a tutti quegli anziani che hanno difficoltà a muoversi, ma che vorrebbero comunque raggiungere il centro della città anche nelle giornate ecologiche. È lui stesso ad avanzare una proposta. Quei minibus adesso avrebbero senso in centro, perché bene o male come si fa? C'è della gente che non è in grado di camminare più di tanto. Dategli un servizio, dategli un'assistenza. Il servizio pubblico deve essere garantito anche nelle giornate ecologiche. Proposta che il vice sindaco di Treviso Manera non esclude di poter prendere in considerazione in occasione dell'ultima domenica ecologica di quest'anno. Non credo che ci siano così tanti disagi perché, ripeto, la città Treviso è molto piccola e quindi percorrendo il PUT gli autobus arrivano praticamente in prossimità di ogni luogo. Non è stata firmata la circolazione dei mezzi speciali all'interno delle mura, questo sì, però perché no, valutare per la prossima volta nel 2025 sarà il 26 di dicembre, se predisporre magari un passaggio interno delle navette. Il professor Fassetta fa poi un'altra considerazione guardando le condizioni meteo di questa giornata. Oggi per esempio è una giornata, dato il tempo, si poteva anche evitare di fare giornata ecologica. Ma spiega l'assessore all'ambiente, il calendario delle giornate ecologiche viene redatto con netto anticipo per trovare un equilibrio tra tutte le esigenze in gioco. Noi la predisponiamo anche in accordo con i commercianti e con tutte le manifestazioni in città. Il comune capoluogo fortunatamente ha tantissimi eventi e quindi trovare 7 date utili durante, diciamo, il periodo di ordinanza antismog è complicato e noi, secondo noi, le abbiamo trovate perfettamente in linea con quello che è l'equilibrio tra, certo, chiudere la città ma non desertificarla e dare la possibilità anche ai commercianti di lavorare.
Schianto contro il casello della Pedemontana Veneta Spresiano, ferito l'automobilista, altra fuoriuscita autonoma all'alba di oggi a Volpago del Montello, ferito un 23enne. L'impatto violento contro il casello della superstrada Veneta Pedemontana. L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba a Spresiano. Sul posto sono arrivate subito le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Montebelluna con il supporto del personale sanitario del SUAM 118. L'uomo, che era rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato e portato in ospedale dagli uomini del soccorso. L'automobilista ferito non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un altro sinistro, sempre una fuoriuscita autonoma, si è verificato in via Schiavonesca Nuova, Volpago del Montello, intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno prestato soccorso a uno degli occupanti, un 23enne rimasto intrappolato all'interno. Il giovane, cosciente, una volta liberato, è stato affidato al personale del SUAM per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Atti vandalici la notte di Halloween a Roncade e a Morgano, indagano i carabinieri. Chiedo gentilmente la collaborazione a voi tutti i genitori di San Cipriano e Roncade, che se a casa vi avanza uno specchio rosso tipo quello della foto, il fratello gemello scampato dalle malefatte di ragazzini annoiati, lo possono restituire anche in anonimato. In via Marconi trovate il fratello specchio che piange la scomparsa del gemello. Un post ironico sì, ma che racchiude l'amarezza di un atto vandalico che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità di chi attraversa ora quella zona. Lei quando è che si è accorta che quello specchio mancava? Il 1° novembre alla mattina, che mio marito praticamente è andato a trovare mia suocera e giustamente serve per la visuale, e ha detto manca uno specchio. Poi l'altro specchio, che è il gemello, era completamente girato, quindi praticamente lì c'è stata il gioco tra ragazzi, il gioco, dico, quello che è, insomma, è la bravata di averli voluti, uno portarlo via, romperlo, e l'altro si vede che non riuscivano a toglierlo e l'hanno girato. L'importante, ci spiega Claudia Dalbo, è che venga riconsegnato. In 17 anni che questo specchio è lì, mai nessuno aveva pensato di sradicarlo. A terra i frammenti dello specchio ed una parte del supporto. Ci vorrebbe, per chi ha fatto questo atto, una tirata d'orecchie, termina Claudia. Ma se Roncade è accaduto questo, non è andata meglio a Morgano. Il nostro comune è stato purtroppo teatro di alcuni episodi di vandalismo compiuti da un gruppo di ragazzi. Sono stati incendiati i bidoni dei rifiuti, rovesciati i cartelloni elettorali, imbrattate alcune strade e vuotati estintori in strada, spiega il sindaco Nicola Lazzaro. Non condividiamo queste immagini per puntare il dito contro qualcuno, ma per rinvitare tutti, giovani e adulti, ad una riflessione. Ovviamente su questi atti sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine e chi ha sbagliato e si è divertito ora dovrà pagare. Come genitore prima, ancora che come sindaco, termina il primo cittadino, sento la responsabilità di ricordare che l'educazione e il senso civico nascono in famiglia. Oggi 2 novembre, giornata dei defunti, a Treviso, celebrazioni nel cimitero di San Lazzaro alla presenza del ministro della Giustizia Nordio. Scende una leggera pioggia sul cimitero di San Lazzaro, tra le tombe tanti cittadini che sono arrivati per portare un fiore ai loro cari che non ci sono più. È in questo luogo di silenzio, raccoglimento e preghiera che come ogni anno si sono tenute le celebrazioni per la giornata dei defunti. Insieme alle massime autorità civili e militari a Treviso è arrivato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il primo momento solenne con la deposizione della corona d'alloro al mausoleo del Corpo dei Volontari della Libertà. E poi di fronte al sacrario ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, ricordando chi ha perso la vita per la patria, che il pensiero va a chi ancora oggi conosce la devastazione della guerra. Da Don Giovanni Salvalaggio una preghiera perché sia messa fine agli oltre 50 conflitti in corso. Vorrei proprio fare questa preghiera perché il Signore metta una mano sulla testa di noi uomini potenti, ci crediamo. Dio della pace e di misericordia, che crei il mondo e lo guidi con la tua sapienza, ascolta il grido di coloro che soffrono a causa della guerra. Ti preghiamo per la pace nel mondo, per la fine di ogni conflitto, di ogni violenza.
Le celebrazioni proseguono poi al campo del tricolore e al monumento ai caduti dell'Arma dell'Aeronautica. Scherzo d'onore, attenti! Presenta! Onore ai caduti! La giornata al cimitero maggiore si conclude di fronte al monumento degli esuli istriani fiumani e dalmati con la lettura della preghiera dell'esule. Signore, che fosti costretto a lasciare più tardi la tua terra che tanto amavi, minacciato da quelli che non potevano sopportare le tue divine parole di amore e di pace. Giro di vite contro i tifosi violenti, Daspo previsto anche in caso di provocazione. Il questore di Treviso dice tolleranza zero, per noi uno strumento in più. Questa nuova tendenza che basti la provocazione e la partecipazione alla rissa, semplicemente anche senza nessuna attività o condotta materiale, apre le porte a questo provvedimento amministrativo che può fare il questore e quindi ci dà la possibilità di frenare ancora più e di individuare ancora più persone violente. Una misura in più contro il tifo violento, la stretta dopo la sentenza del TAR del Veneto in seguito ai disordini al termine della partita di calcio tra Venezia e Cagliari del 2022. La sentenza del Tribunale regionale ha previsto infatti il Daspo anche per chi si rende autore di provocazioni senza partecipare attivamente agli scontri. Si rafforza dunque il provvedimento disposto dal questore. Il Daspo, che è un provvedimento amministrativo, quello emesso dal questore, snello ed agevole, proprio fa sì che si possa inibire l'accesso a coloro che hanno partecipato attivamente a degli episodi critici. La stretta non riguarda solo gli stadi e i tifosi di calcio, ma anche gli altri campi di gioco e i palazzetti. I metri di valutazione che abbiamo e che la nostra Digos, la squadra tifoserie, adotta sono uguali per tutti. La tolleranza zero non è solo per il calcio, ma per tutto lo sport e per tutti i tifosi di qualunque tipo. Nei giorni scorsi il questore di Treviso aveva emesso 15 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi delle frange ultras del Padova e del Venezia per la mega rissa scoppiata nella stazione di servizio Cervada Est lungo la 27 lo scorso 19 luglio. Tolleranza zero. I tifosi violenti vanno sicuramente identificati, circoscritti e devono essere messi proprio alle strette. Gli deve essere vietato di accedere negli stadi e di esercitare condotte violente. La politica, il Presidente del Senato Ignazio La Russa oggi ha inaugurato a Padova la nuova sede di coordinamento comunale di Fratelli d'Italia in Piazzale Giovanni XXIII. Fratelli d'Italia, ha detto, anche in questa regione vuole essere il partito che guida la coalizione. Ha poi parlato della riforma della giustizia e dell'annesso referendum che in primavera vedrà decidere gli italiani riguardo la separazione delle carriere. Fratelli d'Italia anche in questa regione, onore e merito a Giorgia Meloni, vuole essere il partito che guida la coalizione, che è attento agli interessi della coalizione, che prima di tutto mette al centro gli interessi dei cittadini e quindi in questo caso, per esempio, nessun problema a dare il nostro contributo al candidato presidente della regione che io conosco, che è una persona in gamba, così come molto in gamba sono anche tutti i nostri candidati di Fratelli d'Italia. 8 anni fa i Veneti hanno votato il referendum per l'autonomia. Sì. E non è arrivata. L'autonomia. Ma era un referendum regionale. Sì. No, ma guardi, abbiamo fatto una lunga serie di sedute in commissione e mi pare che adesso il governo è di centrodestra, 8 anni fa non c'era Fratelli d'Italia. La Lega è stata al governo, mi pare che l'autonomia sia più vicina da quando c'è questo governo. Sulla riforma della giustizia, velocissima, è stata una settimana molto importante. Una settimana importante in cui io voglio dire solo una cosa, questa volta parlo da Presidente del Senato. Voi sapete quante ore abbiamo dibattuto in commissione e in aula? Perché qualcuno dice non c'è stato confronto. È un numero incredibile di ore, non me lo posso neanche dire perché ho paura di sbagliare di qualche centinaio di ore, capite? È stato
un confronto molto serrato. Poi dice non è cambiata da come è entrata a come è uscita, ma questa è la scelta di ogni singolo parlamentare che vota come vuole. Quello che toccava, per quanto mi riguarda, a me per esempio garantire, è che ci fosse un confronto. Il confronto è stato lunghissimo e interessantissimo in commissione, importante e per 2 volte sia alla Camera che al Senato, dopodiché ancora l'ultima parola non è detta perché c'è un referendum. Ancora una volta saranno gli elettori a decidere. Ebicon, l'ente bilaterale, ha presentato a Treviso il bilancio di 5 anni di attività. È stata l'occasione per condividere con le parti sociali, il mondo sindacale e le categorie economiche la propria mission. Abbiamo incrementato il numero delle aziende associate, il numero dei lavoratori coinvolti, abbiamo utilizzato tutte le risorse a disposizione per dare maggiori competenze, dare maggiori sicurezza. Questi in sintesi i punti principali del bilancio degli ultimi 5 anni di attività di Ebicon e EBT, ente bilaterale del commercio e turismo. Importante soluzione per quelle piccole e medie imprese del territorio che non hanno strumenti per offrire un welfare interno aziendale. Un quinquennio che ha visto diverse sfide dal Covid al caro energia, intervenendo a favore di aziende e lavoratori. 11.300 le pratiche elaborate per oltre 7.600.000 euro di sussidi e contributi a favore di famiglie, dipendenti, politiche attive, welfare aziendale per la formazione dei lavoratori. Le richieste maggiori pervenute all'ente, quelle per i figli e il tempo libero. È un contributo per poter svolgere dell'attività sportiva, ma contemporaneamente stare vicino anche alle famiglie, le famiglie che hanno dei ragazzi che studiano, quindi attraverso delle borse di studio, contemporaneamente anche per dei contributi per l'asilo nido, sussidi per le scuole, l'acquisto dei libri. Ente bilaterale che ha di fronte nuove sfide dal lavoro femminile a quello giovanile, con un focus sulla conciliazione tra vita personale e lavorativa, e ancora la sfida legata all'intelligenza artificiale come opportunità che possa essere gestita anche dalle realtà imprenditoriali meno strutturate. Come integrare l'intelligenza umana, la personalità umana con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Ecco, questa è una dinamica che è completamente aperta e che richiede un impegno a livello mondiale, di ordine anche etico, ma a livello territoriale e nazionale per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. E a proposito di occupazione giovanile, in settori come quelli del commercio e del turismo, con tempi di lavoro a volte difficili da conciliare con quelli del tempo libero, arriva un'apertura dagli imprenditori per andare incontro a queste esigenze, partendo proprio dall'ascolto dei giovani lavoratori. Spesso mi ritrovo anche a dar ragione a questi nuovi giovani e spesso sono per me un nuovo consiglio anche per rivedere alcuni parametri della stessa azienda. Il lavoro adesso deve comunque diventare più flessibile, deve incontrare anche in primis la qualità della vita delle persone, perché sostanzialmente in base alla loro felicità ne determina poi il risultato anche all'interno dell'ambiente lavorativo. Io riscontro comunque un grande senso di cambiamento positivo che sta entrando proprio totalmente nel nostro settore. E a proposito di giovani e lavoro, CNA Treviso ha organizzato un incontro per capire come sta cambiando la loro visione del mondo professionale. È vero che i giovani di oggi hanno meno voglia di lavorare? Di questo si è discusso al Museo di Santa Caterina durante l'incontro La rivoluzione dei valori della generazione Z, un nuovo modo di guardare al lavoro, promosso da CNA Treviso nell'ambito del Cartacarbone Festival. Il posto che il lavoro occupa nell'orizzonte dei loro valori è sì diverso, ma non è meno importante rispetto a quello delle generazioni precedenti. Interviene l'autore del libro Il posto del lavoro, che analizza i valori che stanno ridefinendo il rapporto dei giovani con il mondo professionale. Le richieste rispetto a prima sono cambiate, si cerca maggiore flessibilità negli orari o la possibilità di lavorare da remoto. Ma perché? Danno sempre comunque un'importanza molto rilevante al lavoro nella loro vita, però insieme ad altre dimensioni, e quindi in questo senso ciò che cercano è un nuovo equilibrio fra il lavoro e lo spazio della vita personale. Le loro scelte non girano più solo attorno al posto fisso, ma nascono dall'intreccio di esigenze personali, ricerca di senso, innovazione tecnologica e continuo aggiornamento delle competenze. Anche la formazione è un momento importante per il lavoro,
ormai si demanda solo all'ambito lavorativo il problema di far conoscere ai giovani il lavoro. No, assolutamente, deve essere la scuola, deve essere scuole di specializzazione, anche le associazioni di categoria possono avere un ruolo in questa cosa, di formare i giovani, far conoscere i vari ambiti lavorativi in cui possono essere impiegati. L'equilibrio tra lavoro e vita privata al primo posto, per vivere meglio. Un tema che riguarda da vicino CNA e il mondo delle imprese artigiane. È molto importante ripensare a un nuovo modello di lavoro e di flessibilità del lavoro, proprio perché bisogna andare incontro a un nuovo modello di familiare, ed è per questo appunto che un lavoro flessibile permette ai giovani di pensare al loro futuro in modo diverso, in modo più completo, pensando anche cose che magari potrebbero essere proibitive se si pensa a una famiglia. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, maratona di New York, molti trevigiani presenti, tra loro anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che emozionato alla partenza dice: un sogno che si avvera. Abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico per venire qui a correre la gara più bella e più pazza di tutto il mondo. Con me tanti amici che hanno deciso di intraprendere questa bellissima avventura e di attraversare questa meravigliosa città. Dalla Marca a New York, eccoli i trevigiani arrivati nella Grande Mela per correre la maratona più famosa del mondo. A guidarli un abitué della corsa, Tony Venturato, scrittore, giornalista di Trevignano, che la maratona l'ha corsa per diversi anni. Per lui ha rappresentato una rinascita, una rivincita dopo un grave incidente in moto. L'anno scorso aveva realizzato il sogno di portare oltreoceano alcune persone disabili per abbattere, come lui stesso ha dimostrato, ogni barriera. In questa edizione con lui una dozzina di trevigiani, dai più giovani agli over 60, che si trovano per la prima volta ad affrontare una maratona. Sabato, insieme a Venturato, hanno corso 5 chilometri ricchi di significato dal Palazzo dell'ONU al Central Park, prima di intraprendere l'avventura della maratona newyorkese, che quest'anno ha visto alla partenza anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Si sta realizzando il sogno della prima maratona è a New York. Sono davvero emozionato, con me c'è mia moglie con la quale festeggiamo il primo anno di matrimonio. Treviso sempre nel cuore, come dimostra la maglia speciale che il primo cittadino ha scelto di indossare per queste maratone. Ho voluto portare con me anche la mia comunità Treviso, lanciando a tutti un invito che è quello di venire a Treviso a visitarla. Intanto, dopo l'esperienza newyorkese, Tony Venturato è pronto ad una nuova scommessa nel 2026, dar vita ad un percorso di trekking urbano che porterà da febbraio a novembre del prossimo anno un nuovo gruppo di partecipanti fino alla 5 km di Manhattan, il preludio alla maratona vera e propria. E dalla Grande Mela il messaggio è: New York è bella, ma noi amiamo soprattutto Treviso, e quindi viva Treviso! Ciao! Martedì sarà la giornata dedicata alle forze armate, ma nella storia dei nostri territori è il giorno della conquista di Vittorio Veneto e la fine della Grande Guerra. E tra i segni di un legame indissolubile tra comunità ed elementi della difesa nazionale ci sono i nomi di città che sono anche di navi, battaglioni e gruppi, come per Conegliano con i suoi artiglieri da montagna. Le note del Piave, l'inno simbolo del riscatto italiano nella Grande Guerra. Note che sono risuonate per il 14° raduno del gruppo di artiglieria da montagna Conegliano, nella città da cui prende il nome. È veramente un piacere ricordarlo tutti gli anni, da quando ho iniziato questo raduno qua, nato da chi ha comandato e ha lavorato per il Conegliano, la sezione ha tenuto opportuno farlo rientrare nell'ambito degli eventi annuali della nostra sezione. Il ricordo è andato nel corso della celebrazione al generale Franco Chiesa, che ha comandato per diversi anni il gruppo per poi venire a vivere proprio a Conegliano. Gruppo che va sottolineato, contrariamente a molti altri sciolti dopo la riforma delle forze armate e la fine della leva obbligatoria, continua la sua operatività.
Il gruppo Conegliano è un gruppo ancora in vita tutt'oggi, è a distanza a Remanzacco. Una celebrazione in vista del 4 novembre, giornata oggi dedicata alle forze armate, ma che per i nostri territori continua ad essere il giorno della conquista di Vittorio Veneto e la fine della Grande Guerra, che aveva martoriato città e campagne. Una cerimonia che ha visto tra i momenti più toccanti lo sfilamento dalla scalinata degli Alpini rinnovata l'estate scorsa nell'occasione del raduno triveneto delle Penne Nere, i discorsi ufficiali nel ricordo di chi è andato avanti sul piazzale del Monumento ai Caduti, ma soprattutto la consegna di una targa a Feliciano Cancian, a 96 anni il veterano del gruppo Conegliano. Originario di San Pietro di Feletto e oggi residente nel Bresciano, da artigliere non è voluto mancare al raduno del suo gruppo. E ai blocchi di partenza il Festival Belluno Città del Legno, 2 settimane dal 4 al 16 novembre, ricche di appuntamenti proposti dal Consorzio Belluno Centro Storico. Extempore, mostre, spettacoli, laboratori, esperienze gastronomiche. Gli ingredienti ci sono tutti nel ricco carnet di appuntamenti che raccontano la nuova edizione del Festival Belluno Città del Legno. Cultura e tradizione fra le vie e le piazze del centro storico e dei quartieri limitrofi, con uno sguardo all'evento olimpico oramai alle porte. Quest'anno arriviamo alla 39esima edizione che suggella il passato, diciamo così, di nata semplicemente questa manifestazione 39 anni fa è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per la provincia di Belluno e non solo. C'è l'emozione di presentare un format che è diventato un tutt'uno con gli eventi cittadini e che conduce alle celebrazioni del Santo Patrono San Martino, quell'extempore di scultura sul legno che ogni anno espande in centro profumo di cirmolo e ravviva gli sguardi immobili sulle mani degli scalpelli che cesellano tronchi fino a renderli opere d'arte. E ci sono installazioni, spettacoli a teatro e en plein air come quello dei leggendari Krampus Comelgo che lo scorso anno portarono in centro migliaia di spettatori. Fra le novità il pasting gourmet nel weekend del 15 e 16 novembre, un viaggio multisensoriale attraverso la tradizione gastronomica locale e la presenza della famiglia bellunese di Ginevra, circolo dell'ABM, che suggella un legame dei grandi auspici. Ben venga, insomma, che il nostro manifestazione esca dai confini nazionali e vada in tutto il mondo. La ricetta creativa di Daniela De Biasio, vincitrice del Tiramisù World Cup, arriva nello spazio A2A Energia di Treviso. Il tiramisù più buono del mondo lo fa una trevigiana. Daniela De Biasio di Farra di Soligo è la vincitrice della Tiramisù World Cup 2025 e per la prima volta al di fuori dal contest ha fatto assaggiare la ricetta creativa che l'ha vista trionfare nello spazio A2A Energia di Treviso. Si muove con destrezza e passione tra ingredienti e strumenti mentre prepara la sua squisita creazione. Per il mio tiramisù creativo ho utilizzato una crema al caramello salato e una composta di albicocche. Dosandola nelle giuste proporzioni sono riuscita ad arrivare al podio. Una ricetta originale che le ha permesso di sbaragliare una agguerrita concorrenza proveniente da tutto il mondo. I miei giudici sono stati i miei figli e mio marito a casa. Aggiungi questo, togli l'altro, secondo me metti un po' di questo e la cosa più divertente è mamma è finito il tiramisù in frigo. E in effetti stavolta il suo dolce è finito ancora più lontano negli spazi di A2A, partner della Tiramisù World Cup. Siamo molto felici di ospitare la campionessa del mondo della Tiramisù World Cup 2025 all'interno del nostro spazio di A2A Energia qui a Treviso. In queste settimane si è intensificato sia nell'ambito politico che industriale il dibattito sul costo dell'energia che per il nostro paese è tra i più cari d'Europa. Questo perché importiamo da stati che da tempo utilizzano il nucleare per produrla. Questo come conseguenza del voto referendario di poco meno di 40 anni fa. E allora nella consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia torniamo a quel 1987 e alle considerazioni di Sandro Reggiani, sindaco di Treviso allora, ma anche esponente della Corte Costituzionale e punto di riferimento nazionale dell'allora Partito Socialista Democratico Italiano.
Elementari Giovanni Pascoli a Santa Maria del Rovere di Treviso. Siamo alla sezione 55, un po' speciale perché in questo seggio ieri, a metà mattinata, si è presentato il primo cittadino Sandro Reggiani per adempiere all'impegno referendario. La mente del cronista per la verità è subito corsa alle medie Vittorio Veneto. Qui, nelle ultime consultazioni elettorali, l'arrivo al seggio di Antonio Mazzarolli in sella alla sua bicicletta era diventata simpatica abitudine e familiare quadro da incorniciare. Ricordi d'un tempo. Sereno, di buon umore, impeccabile nel suo completo grigio, Reggiani ha trovato subito confidenza con la telecamera. Eccolo intanto salutare il presidente del seggio, Orsolina Ranieri. Una rapida votazione la sua, dopodiché ha anche scambiato alcune battute con uno degli scrutatori su alcune problematiche che vengono vissute nel quartiere di Santa Maria del Rovere. All'uscita 2 battute anche ai nostri microfoni sull'affluenza alle urne e sull'importanza di Treviso, città denuclearizzata. È auspicabile che sia adeguata all'importanza degli argomenti dei quali si discute, i quali che con molta chiarezza non sono stati né presentati né illustrati, perché io dubito molto che ci sia una immagine chiara e precisa delle scelte che sono proposte su questioni delicatissime quali sono il nucleare e la giustizia in generale. Nessuno si illude che Treviso, perché metta il cartello fuori all'ingresso della città che avverte che è denuclearizzata, abbia risolto il problema del nucleare. Però è un modo per diffondere, per dilatare nella massima misura possibile la consapevolezza di questi problemi e la esigenza di avere delle tutele, molta razionalità, molta misura, molta cautela. È un'aspirazione concreta, precisa, non parolaia, soltanto alle questioni della pace che sono strettamente legate alle questioni dell'energia nucleare. E prima di salutarvi importantissima comunicazione di servizio. Da lunedì il TG del Veneto di Antenna 3 parte 5 minuti prima, alle 18:25 anziché alle 18:30. Più spazio per l'informazione dalla nostra regione, più spazio per la cronaca, l'attualità, la politica in un mese tra l'altro cruciale per il Veneto in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre. Le nostre redazioni sono pronte a fare uno sforzo ulteriore e garantirvi ancora una volta un'informazione libera, plurale, obiettiva, sempre ancorata ai territori. Appuntamento dunque da domani alle 18:25 per il TG Veneto di Antenna 3. E con questa notizia da segnare sul calendario io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie ancora, buona serata e ancora buona domenica.